Sono circa 800.000 le partite IVA in questo momento attenzionate dall'Agenzia delle Entrate e che in questi giorni riceveranno una comunicazione diretta relativa alla richiesta di chiarire aspetti della propria posizione. L'azione si è resa necessaria da parte dell'Agenzia delle Entrate a seguito di un'indagine statistica che si è conclusa lo scorso 31 luglio ed è prevista dal testo unico delle imposte sui redditi, in base al decreto del Presidente della Repubblica 917 dello scorso 22 dicembre. L'indagine ha fatto emergere che le partite IVA inattive in Italia sono appunto circa 800.000. La loro attività è rimasta immobile per almeno gli ultimi 3 anni e dunque l'Agenzia delle Entrate intende chiarire la loro posizione. Gli anni che l'Agenzia delle Entrate ha preso in considerazione sono il 2019, il 2020 e il 2021, durante i quali non sono state presentate dichiarazioni IVA, redditi d'impresa o lavoro autonomo. In caso di incongruenza o di mancate risposte, l'Agenzia delle Entrate potrà decidere di provvedere alla chiusura di ufficio delle partite IVA che ritenga non soddisfino i requisiti necessari per mantenere e proseguire l'attività. La chiusura non sarà immediata, bensì i titolari avranno 60 giorni di tempo a partire dall'avviso per fornire chiarimenti. Alcune imprese e liberi professionisti rischiano tutt'altro. Il rischio che la chiusura di ufficio venga loro comminata non riguarda l'inattività, bensì i problemi relativi a una situazione che l'Agenzia delle Entrate ha definito grave e sistematica evasione, così come di grave e sistematico inadempimento fiscale. Sono note con l'appellativo di partite IVA apri-chiudi, ovvero le partite IVA create allo scopo di lucrare temporaneamente attraverso qualche attività per poi dismetterle poco prima di dover rispettare i termini di pagamento delle imposte dovute e in molti casi le attività svolte sono risultate delle vere e proprie truffe. Quando l'Agenzia delle Entrate rileva il rischio accertato, ecco che dunque si procede con la chiusura d'ufficio della partita IVA. Una volta chiusa non potrà più essere riattivata. L'unica soluzione per avviare nuovamente un'attività in proprio è di aprire una nuova partita IVA, con l'obbligo però di presentare contestualmente alla richiesta una fideiussione di 3 anni del valore minimo di 50.000 euro o di un importo pari all'ammontare complessivo delle violazioni contestate se superiori al valore fideussorio minimo.